Anche se il testo del provvedimento, se non ci saranno ulteriori modifiche, dovrebbe diventare legge dopo l'ultimo passaggio alla Camera, calendarizzato il prossimo 18 marzo, mancano poche ore all'avvio delle procedure per la presentazione delle domande per accedere al reddito di cittadinanza. Il 6 marzo, mercoledì, la richiesta per ottenere il sussidio potrà essere fatta online sul sito ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it con autenticazione digitale SPID, oppure presentando fisicamente la domanda tramite gli sportelli delle poste o gli uffici dei CAF convenzionati. In mano occorrerà già essersi procurati la documentazione dell'ISEE e la residenza. Può accedere al reddito di cittadinanza le famiglie con persone disoccupate sino a un reddito massimo di 9.300 euro all'anno e un solo appartamento di proprietà. Il reddito va da 780 euro minimo fino a un massimo di 1.330 euro per famiglie numerose con 3 figli a carico. Dal 27 di aprile i beneficiari individuati dall'INPS, ente che gestirà le pratiche, riceveranno sulla carta prepagata la somma spettante che dovrà essere spesa nella sua totalità entro la fine del mese successivo. Nel contempo però inizierà il percorso di ricerca del lavoro attraverso i centri per l'impiego. In queste ultime ore sono state definite alcune procedure che interessano direttamente i CAF. Diciamo che sull'iter della pratica si è fatta chiarezza. Il problema è che non è ancora legge dello Stato, quindi ci sono anche dei pareri di persone, di giuristi che dicono che è anticostituzionale questo provvedimento e inoltre il governo deve attuare anche ancora una parte del provvedimento. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che il reddito di cittadinanza può essere cumulato con l'indennità di disoccupazione con la NASPI, cioè se una persona è stata licenziata dal datore di lavoro e prende la NASPI, contemporaneamente può chiedere anche il reddito di cittadinanza.